Un quadro a fanne, dai, quadro a fanne. Luca. Quale hai preso, Fanny? Fanny. Boh, uno che ho trovato sul tavolino. Cosa mi metti? Ah, prendi l'altro? L'altro ce l'ha già a mano. Prendi a chiave. Però, ciao. Vai. Buonasera a tutti e benvenuti alla quinta giornata di Strangius, testimoni del nostro tempo. Allora, durante questo Strangius abbiamo 4 mostre aperte. Le trovate alla chiesa di San Sebastiano col titolo Unico bando con i banditi, al caffè culturale Domenica Fiaba col titolo Ritratti di bandito, al Monte Granatico Eravamo davvero Far West, 9 taglie per 9 artisti, e l'ultima a difesa e protezione di Serramanna e la compagnia Barracellare all'oratorio di San Sebastiano. Le troverete aperte fino a domenica sera. Gli orari sono la mattina dalle 10 a mezzogiorno e il pomeriggio dalle 17 alle 20, tranne quella di Domenica Fiaba, in cui gli orari sono dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. Vi chiedo cortesemente di silenziare i telefoni. Vi ricordo che all'entrata ci sono dei foglietti su cui votare l'argomento per l'edizione dell'anno prossimo. Inoltre siamo in streaming, quindi se a fine incontro qualcuno da casa ha delle domande, basta che lo scriva e poi noi le faremo avere agli autori. Bene, cominciamo. La prima relatrice di oggi è Emanuela Urru, appassionata lettrice, scrive racconti e poesie nel tempo ritagliato ai tanti impegni di cui si riempie la vita. Sostiene con forza e attivismo la lingua sarda e l'alfabeto materno e oggi coordinerà per noi un incontro con Antonio Rinaldi. Buona serata. Pronto? Sì, così, vicino vicino, vero? Buonasera a tutti, ben arrivati. Oggi siamo in compagnia di Antonio Rinaldis, che insieme a Mauro Morandi, che purtroppo non è potuto essere presente per questioni di salute, hanno scritto il libro Il guardiano di Budelli. Budelli è un'isola dell'arcipelago della Maddalena e fa parte del parco, se non sbaglio, vero Antonio? Fa parte del parco dell'arcipelago, quindi è un'isola protetta. Antonio Rinaldis è un docente di filosofia che evidentemente è rimasto affascinato dalla storia di Mauro, che diciamo è il guardiano di quest'isola. Chiediamo ad Antonio di raccontarci un po' questo personaggio che oggi non è potuto essere presente e che cosa lo ha attratto a raccontare questa storia. Intanto non funziona. Intanto io voglio ringraziare gli organizzatori di questo festival. Io sono veramente ammirato e davvero vi faccio i complimenti, perché questo è un piccolo borgo. Io arrivo dalla provincia di Torino e questo è un piccolo borgo del Sardo e riesce a organizzare un evento così significativo con un'affluenza così importante e davvero sono davvero. Questo conferma quello che ho sempre pensato della Sardegna. Io ho vissuto in Sardegna, ho insegnato ad Olbia e da quel momento il mio legame con questa terra è stato viscerale e continua a esserlo, insomma, e ogni volta che torno in effetti
io sento che davvero c'è una specie di attrazione, qualche legame profondo, no, fra me e questa terra. Scusate la premessa personale, ma perché ho deciso di scrivere un libro con, e soprattutto parlando, finisco là, aspetta solo un secondo, anche le campane, bellissimo, giusto? La messa delle 6:30, anzi delle 7. Non ce la facciamo mancare. Dicevo, l'idea di scrivere un libro con Mauro Morandi non è qualcosa di razionale. Io sono affascinato dall'idea dell'isola, sono affascinato dalla insularità, no? Da quando ho scoperto la Sardegna, e quando sono venuto a conoscenza di questa esperienza, no? Di quest'uomo che ha vissuto 32 anni da solo, mi sono chiesto intanto perché aveva fatto una scelta così estrema, così radicale, e poi soprattutto qual era stato il suo rapporto con l'isola. Budelli è un'isola nell'isola, no? È un'isola all'ennesima potenza, perché è un'isola che fa parte dell'isola della Sardegna, che fa parte di un'altra isola dell'arcipelago della Maddalena, per cui è un'isola all'ennesima potenza. Quindi l'idea è questa, cioè quella di raccontare la storia di un uomo che sceglie di abbandonare quello che noi riteniamo il mondo normale, il mondo civile, per intraprendere un'esperienza che in realtà non è comune. Io ho scoperto che c'è un altro esempio più o meno simile alle Seychelles, un giornalista inglese che si è addirittura comprato un'isola delle Seychelles, l'ha trasformata, un'isola più o meno delle dimensioni di Budelli, l'ha trasformata in un parco naturale, no? Dove ha ripopolato l'isola con le tartarughe marine. Ma non ci sono molti esempi in tutto il mondo, no? Per cui effettivamente la popolarità di Mauro è anche, come dire, giustificata dalla scelta che ha fatto. Quindi l'idea è quella l'idea con cui ho scritto partito il libro era quella di raccontare la storia di quest'uomo, con una differenza fondamentale però. Qualche anno prima era uscito un libro che parlava di Mauro Morandi. In realtà era la sua autobiografia, è uscito per Rizzoli, si intitola, adesso non dovrei fare pubblicità a un libro concorrente, ma non importa, allora faccio lo stesso, tanto non è presente. Quindi si intitolava La poltrona di Ginevra, no? Ma io l'avevo letto, ovviamente, l'ho letto, ed è un libro che racconta appunto la vicenda di Mauro. Tu mi chiedevi di dire delle cose rispetto a lui, e quindi ne approfitto e vi faccio un po' il riassunto molto sintetico di quello che è stato un po' la vita degli ultimi 30 anni, 40 di Morandi. E in questo libro appunto lui spiega come mai è finito a Budelli. In realtà non doveva andare a Budelli, doveva andare in Polinesia, poi in realtà Budelli era una tappa di un viaggio molto più lungo, poi per una serie di circostanze invece è rimasto a Budelli. Mauro Morandi è stato un insegnante, anche lui evidentemente. Noi insegnanti abbiamo qualche problema con la realtà, con le regole, insomma, evidentemente tutti cerchiamo di fuggire più o meno da questa cosa. È stato un insegnante alla scuola media, si è dimesso, è andato in pensione, insomma, e appartiene a una generazione che è quella del 68. Per capire Mauro Morandi è importante questo dato anagrafico, e questo l'ho confermato nei giorni in cui ho parlato con lui, l'ho intervistato, eccetera. Perché è importante il dato anagrafico? Mauro Morandi appartiene a una generazione che voleva cambiare il mondo. E come dice una canzone di cui non ricordo più il titolo, il mondo ha cambiato lui. Ha cambiato non lui, ma la generazione. Una canzone di Fiorella Mannoia. Scusate la citazione. Non ricordo il titolo. Quindi partiamo da questo, no? Dalla sconfitta di una generazione che aveva utopie, ambizioni, progetti, eccetera, che sono stati sconfitti dalla realtà. Allora che cosa fa Mauro Morandi? Siccome in questo mondo non si ritrova, lui dice: abbiamo presentato il libro a Maddalena nel mese di agosto, a un certo punto ha fatto un'affermazione che qua non sarebbe
stato un po' di scalpore. Lui dice, ma a me non piacciono gli esseri umani. Io poi l'ho corretto. No, secondo me a lui non piacciono gli esseri umani come sono diventati oggi. Cioè non gli piace l'Occidente, non gli piace il nostro modo di concepire i valori, di stare al mondo, le nostre visioni, no? E quindi, non potendo cambiare questo mondo, ha deciso di abbandonarlo. Ecco, la scelta è quella lì, fondamentalmente, no? Abbandonare un mondo nel quale non si ritrovava, che era proprio, come dire, distorto rispetto a quelli che sono i suoi valori, le sue visioni, per crearsi un suo mondo a budelli. E poi magari ne parliamo di quale mondo ha voluto costruire. Sì. Io sono rimasta molto colpita da una frase che tu scrivi proprio in una delle prime pagine del libro. Forse mi ha colpito perché sono un po' una sentimentale. Ed è questa. La storia di Mauro e dell'isola, isola scritta con la I maiuscola. È una lunga, appassionata, romantica e struggente storia d'amore. Ecco, a me questa frase mi ha molto colpito perché evidentemente Mauro nel suo voler abbandonare questa società, questa situazione attuale del mondo, aveva comunque bisogno di un sentimento, di affezionarsi, di trovare comunque un mondo che lo amasse. E forse l'ha trovato nel silenzio, nei paesaggi, nei colori che ha trovato nell'isola. Ecco, allora, dunque. Sì, la storia tra Budelli e Mauro Morandi è una storia d'amore e su questo non ci sono dubbi. Però nel momento in cui io definisco questa una storia d'amore, però la domanda che mi devo fare immediatamente dopo è: che amore è quello che lega un uomo e un'isola? Perché noi partiamo da un presupposto, cioè partiamo dal presupposto che l'esperienza dell'amore sia l'esperienza della reciprocità. Cioè è impossibile amare a senso unico, almeno dal mio punto di vista. Si è sempre comunque contemporaneamente, simultaneamente amanti e amati, altrimenti capite che manca una parte fondamentale. Allora io mi sono chiesto, allora, siccome io ho sentito che Mauro Morandi ha amato profondamente Budelli, mi sono chiesto com'è possibile che sia stato riamato da un'isola, no? Perché davvero, cioè, ripeto, facciamo già fatica a essere amati da un altro essere umano, figuriamoci da un luogo, no? Da una terra, da un grumo di roccia che scaturisce, che emerge da questo mare bellissimo che è il mare della Maddalena, cioè, dell'arcipelago della Maddalena. Allora tu quindi mi chiedi che tipo di amore ha vissuto Mauro Morandi con quest'isola? E la mia risposta forse va alla radice, se vuoi, del sentimento d'amore. E cioè, lui ha vissuto con l'isola di Budelli l'unico amore che forse dovremmo vivere tutti, cioè un amore non consumistico. Le forme, diciamo, errate dell'amore partono sempre dal presupposto che l'altro è un oggetto e che io devo consumarlo e che l'altro mi deve gratificare. Nel momento in cui non mi gratifica io lo abbandono, me ne vado perché non sono sufficiente, il mio narcisismo non è stato sufficientemente, come dire, gratificato. Nel caso di Mauro questo amore è stato si è concentrato, si è fondato su una parola che per me è fondamentale, cioè la cura. Prendersi cura dell'isola ha voluto dire amare l'isola. E l'isola si è presa cura di lui. Ora, in che modo Mauro si è preso cura dell'isola? Si è preso cura dell'isola difendendola, proteggendola dalla rapacità, dalla bramosia, dall'egoismo dei turisti. Sono famose, proverbiali, quasi aneddotistiche le incazzature di Mauro nei confronti di tutte le persone che violavano il divieto di calpestare la sabbia di Budelli, che era la sabbia rosa, sì, la spiaggia rosa.
Quindi lui ha difeso quell'isola come avrebbe difeso la sua donna dall'aggressione, no? Dalla rapacità, dalla barbarie, no? Di chi pensa che in quanto turista ha diritto a tutto, ha diritto su tutto. Più difficile capire come l'isola ha amato Mauro. Come ha amato l'isola Mauro? Beh, io ho vissuto l'esperienza di andare a Pudelli in 2 circostanze, in 2 occasioni. Adesso non voglio fare discorsi particolarmente esoterici o paramistici, però devo essere molto sincero, quel luogo ha una forza. Quel luogo emana un magnetismo, un'energia che non è usuale. Quell'isola è viva, in qualche modo, anche se è pochissimo popolata, anzi, c'era l'unico abitante umano, era lui, tutto il resto erano topi, ragni, uccelli e galline, 4, forse per ogni cosa, 3 o 4. Ecco, l'isola gli ha restituito energia, gli ha restituito il linguaggio che non è il linguaggio della parola, ma è il linguaggio del silenzio, della concentrazione. È come se l'isola avesse permesso a Mauro di fare quel percorso che lui probabilmente voleva fare da sempre, e cioè un percorso di crescita interiore. Adesso sarebbe carino con tutti voi, ma sono abituato a fare lezione, quindi in maniera molto informale con gli studenti. Allora io vi butto lì quasi una provocazione, no? Allora, come si fa a crescere senza dialogo? Eppure è possibile, no? Com'è possibile che un luogo senza comunicare attraverso le parole, attraverso il linguaggio umano, com'è possibile che un luogo sia capace di educare? Ecco, questa è la lezione che io ho imparato da Mauro Morandi insieme a tante altre. Cioè è possibile crescere nel silenzio, è possibile crescere nella solitudine, è possibile evolvere, no? Poi questo apre tutto un altro problema, che adesso io, se permetti, sì, questo apre tutta un'altra questione. A un certo punto io ho chiesto a Mauro, citando un verso di un poeta inglese che si chiama John Donne, che scriveva che nessun uomo è un'isola. Allora gli ho chiesto, ma tu pensi che la tua esperienza possa essere, come dire, generalizzata, cioè che in fondo tutti quanti per trovare noi stessi dovremmo sceglierci un'isola deserta e abitarla? Non pensi che invece la nostra condizione umana non sia quella dell'eremita, dell'esule, del solitario, ma sia qualcosa d'altro? Ecco, io questo dubbio, questa domanda l'ho fatta a lui e la faccio a me e la faccio a voi. L'esperienza di Mauro Morandi è un'esperienza estremamente pedagogica, ma non è ripetibile. Cioè, io non vorrei fare quello che ha fatto lui, e penso che quasi nessuno di quelli che sono presenti qua vorrebbe fare quello che ha fatto Mauro, perché in fondo, come diceva Aristotele, scusate, ogni tanto cito un filosofo, perché non ce la faccio proprio, più forte di me, come diceva Aristotele, l'uomo è un animale sociale, politico, e Aristotele diceva ci sono 2 categorie di esseri che possono vivere da soli, le bestie o gli dei. Ma qua non ci sono né bestie né dei, e neanche Mauro, non è un dio, non è neanche una bestia, è un essere umano. Quindi la domanda è enorme. Per trovare noi stessi davvero dobbiamo diventare isola, cioè dobbiamo abbandonare il resto del mondo e crearci una sorta di insularità, di paradiso terrestre, che poi alla fine diventa quasi un rapporto esclusivo, insomma, no? C'è un erotismo che non è fecondo, no? Se non per chi lo vive, no? Questa è una delle tante domande che mi ha suscitato questa esperienza. Posso immaginarlo. Purtroppo la storia di Mauro con l'isola si è interrotta.
sia un po' per motivi di salute, perché Mauro oggi è un uomo di 82 anni che chiaramente con le difficoltà che ci sono a vivere in un'isola dove manca tutto, dove si può anche arrivare a non avere contatti con la terraferma per mesi, per via delle correnti, burrasche, insomma situazioni abbastanza estreme. Oggi Mauro non vive più nell'isola, vive alla Maddalena, e questo è successo, come ho detto prima, sia per i suoi motivi di salute, sia perché si è arrivati a uno scontro con le istituzioni, con l'istituzione parco. Quindi io adesso chiedo ad Antonio proprio questo. Oggi il nostro tema è la terra messa al bando. Quindi io ritorno un po' a questo concetto, puntando il dito proprio sulla storia di Mauro, che può essere per voi che avete scritto il libro uno strumento sia per puntare il dito verso questa burocrazia politica, società che lascia in abbandono tanti luoghi preziosi, che però sembra quasi che proprio questo iter burocratico che si è voluto seguire rigorosamente, quello che ha lasciato dietro è quasi più un abbandono della terra stessa. Cioè alla fine quello che ha contato, non so Antonio se poi questa è mia impressione giusta dalla lettura, è stato mettere ordine tra le carte. Quest'isola è dell'ente parco, fa parte dell'arcipelago, tu non hai nessun titolo per stare qua, quindi devi andare fuori. E oggi l'isola si ritrova senza un custode, solo poche ore, dalle 10 alle 5 di sera. Tutte le altre ore lo sappiamo cosa succede in estate, fa buio tardi, e i nostri mari sono solcati da motoscafi, yacht, catamarani, insomma c'è di tutto nei nostri mari in estate. Quindi ecco, io volevo chiederti questo, l'estremizzazione della burocrazia, della correttezza in questi termini, alla terra serve questo? A Mauro cosa ha portato questo? Sì, appunto, il libro comincia proprio da lì. Cioè, il libro precedente era una specie di esaltazione della vita selvaggia di Mauro Morandi a Budelli, e questo libro invece comincia con la nuova vita di Mauro Morandi, che è tornato nella civiltà, insomma, no? A Maddalena. Ecco, io ho cercato di ascoltare sia la voce di Mauro Morandi in questo libro, sia la voce degli amministratori del parco, perché mi sembrava giusto, no? Che arrivassero le due versioni, no? La versione, diciamo, sentimentale, la versione emotiva, affettiva di Mauro Morandi, che non avrebbe mai voluto lasciare l'isola, perché appunto con quel luogo lui aveva stretto un legame non empatico, un legame simbiotico, che è ancora più, come dire, più intenso, più profondo da questo punto di vista, no? Che andava quindi al di là del fatto che lui si rendesse, diciamo, responsabile della tutela del luogo. C'era qualcosa di più, l'ho detto prima, c'era un rapporto d'amore non vero e proprio. E dall'altra parte invece ci sono gli amministratori, con le loro regole, che poi tra l'altro disattendono quando gli fa comodo, perché poi se dovessimo andare nel merito di come il parco geomarino della Maddalena viene gestito, apriremo una voragine. Vi faccio solo un esempio. Il parco geomarino della Maddalena è entrato in vigore alla fine degli anni del secolo scorso, no? Non ha ancora un piano regolatore. Sono passati più di 20 anni e sapete quanto è importante un piano regolatore, perché quel piano regolatore è fondamentale perché razionalizza, organizza tutta la politica urbanistica di un territorio. Non sono riusciti in più di 20 anni a organizzare questo strumento fondamentale, anche di pianificazione del territorio. Però sono stati molto, ma molto rigorosi nel cacciare Mauro Morandi, con le motivazioni formalmente ineccepibili, perché lui, in buona sostanza,
stava occupando abusivamente uno stabile dello Stato italiano. Avrei voluto farvi vedere delle foto della struttura dove ha vissuto Mauro Moratti per 30 anni. Nessuno di noi avrebbe passato neanche mezza giornata in quel luogo, ma neanche mezza giornata, perché era veramente al limite proprio del decoro. Ma lui aveva questa idea della vita molto, molto selvaggia, molto diversa dalla nostra. Quindi, sai, ecco, non si è voluta trovare una soluzione. Cioè, io non voglio fare un discorso populista, demagogico, per cui in Italia non funziona niente, non è, per carità, sarebbe anche fin troppo facile. Però io penso che tra le, come dire, pieghe della legislatura, delle norme e degli articoli, dei regolamenti, si sarebbe potuta trovare un compromesso. Un compromesso che avrebbe aiutato sia Mauro Morandi, sia l'Isola, sia Budelli, perché come dicevi giustamente tu, ora l'Isola è come una donna abbandonata, mantenendo questo parallelismo, no? Che effettivamente non ha più protezione, non ha più alcuna tutela. E c'è ancora una ulteriore tematica che io vi rimando, perché poi tanto questo tema, questa questione che sto per raccontarvi riguarda non solo Budelli, ma credo la Sardegna in generale, ma forse il nostro patrimonio artistico e paesaggistico. Allora, a un certo punto bisogna che ci facciamo una domanda e soprattutto che diamo una risposta. Che cosa vuol dire tutelare un territorio? Allora, la scelta che è stata fatta dal Parco Geomarino è stata quella della tutela integrale. Cosa vuol dire la tutela integrale? Che un territorio non si tocca, ma non ci si può neanche andare. Allora, è quella la filosofia della tutela, o ce ne sono altre? Perché c'è stato un altro progetto in passato, no? Sì, non si sente. Ok. Dicevo, che cosa vuol dire tutelare un territorio? Appunto, impedire l'accesso a quel territorio, lasciandolo sostanzialmente privando le persone della possibilità di visitarlo, di usufruirne, di goderne della bellezza. Ed è stata questa la scelta fatta appunto dal parco. Ma c'era un'altra possibilità, che era quella di una tutela attiva, che non significava la chiusura integrale dell'isola, ma la riqualificazione di quel luogo. Ecco, guardate, il nostro paese forse avrebbe bisogno di fare quella svolta anche, come dire, filosofica, non nell'atteggiamento rispetto a luoghi particolarmente belli, che sono anche minacciati, che sono in pericolo, ma non è, almeno la mia sensazione, ascoltando anche appunto l'amministratore del parco, eccetera, 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 la mia sensazione è che il concetto di tutela integrale non sia la cosa migliore che possiamo fare rispetto al paesaggio, all'ambiente e ai luoghi. Noi dobbiamo pensare che tutelare un luogo significa valorizzarlo, e si può valorizzare riqualificandolo e soprattutto permettendo alle persone, con la giusta dimensione, con tutte le dimensioni e i criteri che vogliamo inserire, però permettendo alle persone di usufruire, di godere di questa bellezza, altrimenti questa bellezza non ha senso, anche perché, poi ti lascio parlare di nuovo, la bellezza di cui forse cercavamo di parlare prima è educativa, è pedagogica. Diceva Dostoevskij, anzi il principe Miskin diceva nell'Idiota che la bellezza salverà il mondo. Io ci credo davvero, e quindi a dare la possibilità alle persone di accedere, di incontrare la bellezza è un modo per emancipare l'umanità, per renderla migliore, più sensibile e più consapevole del fatto, e questo è l'altro grande messaggio di Mauro Morandi, consapevole del fatto che, questo lo sappiamo tutti, però forse non è ancora penetrato nelle nostre coscienze, che questa terra, ogni luogo è, come dire, in qualche modo degno di rispetto, di valore, no? Di cura. Dobbiamo sovvertire i nostri paradigmi.
dobbiamo pensare che ogni luogo di questo pianeta è una risorsa, ma non da sfruttare, da contemplare. Ecco, la grande lezione di Mauro, io ogni tanto butto lì delle robe che fanno abbastanza molto libero, ma avevamo deciso che facevamo così, quindi sto andando fuori di tema, perché non c'era un tema. E quindi dicevo, una delle cose che io ho imparato da Mauro Morandi è proprio questa. La bellezza non si acquista, non si possiede, si contempla. Vi faccio un esempio. Una delle cose più assurde che Mauro ha registrato nel corso dei suoi 30 anni era questa mania, perché proprio di mania si dobbiamo parlare, o di cleptomania addirittura, dei turisti che si mettevano della terra, della sabbia rosa in un barattolo e se la portavano a casa. Allora, il paradosso era che giustamente poi li interrogavano, perché lui c'è un po' la vocazione del guru, allora gli chiedeva, ma scusa un attimo, ma se tu ti prendi un po' di sabbia di budelli, te la metti nel soggiorno, dentro una scatoletta, una cosa di vetro, cioè tu credi di avere la bellezza di budelli nel tuo soggiorno, nelle lunghe e tristi serate di novembre a Milano, a Torino? Cioè, capite la follia nostra contemporanea? Cioè io mi prendo un po' della sabbia rosa per fare cosa? Per mettermela nel soggiorno e la guardo e credo che quella sia la bellezza di Budelli. No, ovviamente. Ma cosa c'è alla base di quel pensiero? Alla base di quel pensiero c'è l'idea che io possiedo qualcosa e che ho un diritto di possedere qualcosa. Che quindi se voglio che la bellezza non è qualcosa che io contemplo, che guardo, osservo e che mi fa diventare migliore. No, la bellezza è qualcosa che io voglio avere. E siccome non mi posso portare tutta la spiaggia in soggiorno, perché effettivamente è un po' difficile, no? Allora me ne prendo una parte. E allora cosa succede? Che questo lo fanno 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000 persone, alla fine la spiaggia rosa non c'è più. Sì, è vero Antonio, su questo concetto Mauro ci torna spesso, anche quando parla con la turista e le chiede ma tu quante scarpe hai nel tuo armadio? E lei dice un centinaio. Dice che cosa te ne fai di tutte quelle scarpe? Ma mi piacevano. E quindi lui lì si riaggancia proprio alla sabbia, questo, cioè cosa fai? Te le contempli? Perché tutte 100, tanto quanto te le puoi mettere, insomma. E quindi anche questo parlare con i turisti sicuramente era importante anche per questo la presenza di Mauro, cioè lui faceva come una specie di simposio, così è, quindi con tutte le persone che sbarcavano lui faceva una sorta di lezione magistralis pseudo-ecologica, ma anche più sociale forse più che ecologica, e così. Sì, infatti come dicevo prima, a un certo punto è diventato un guru, no? C'è diventato quasi una specie di santone che viveva, un personaggio quasi mitologico, no? Che viveva in questo rifugio, perché di questo si tratta, cioè il fabbricato dove ha vissuto per 30 anni Mauro Morandi era una struttura costruita dall'esercito italiano durante la seconda guerra mondiale. Quindi non era stato costruito per viverci, no? Era davvero una specie di, come possiamo definirlo, una stazione militare, no? E lui ci è vissuto. Quindi poi aveva creato una veranda e in questa veranda riceveva i turisti e li educava alla bellezza, al rispetto del luogo, ma soprattutto li educava a quello che io chiamo un regime di vita più modesto e più frugale, cosa che per noi è quasi inconcepibile. Ecco, l'idea di diventare più poveri, più essenziali, più minimalisti nel nostro stile di vita è affascinante e credo che tutti quanti saremmo d'accordo dal punto di vista della condivisione, ma poi se dovessimo veramente provare a concretizzare e a mettere in pratica questa filosofia di vita faremo molta fatica. Ecco, Mauro da un certo punto di vista è stato una specie di moralista,
no? Ha bacchettato i turisti, ha bacchettato tutti. A un certo punto arriva, c'erano anche qui degli aneddoti, arriva, mi pare Bruno Vespa, no? Sapete chi è Bruno Vespa? Quello lì, no? Bruno Vespa arriva a Budelli, perché Budelli era diventata un luogo come dire, di curiosità, no? Arrivavano molte celebrità anche, e poi un altro, non mi ricordo più, un altro personaggio televisivo, e l'atteggiamento di Mauro, che era ovviamente sfrontato e beffardo, l'altro dice, tu sai chi sono, no? Dice, no, non lo so, io non guardo la televisione, non so neanche, e non me ne frega niente, no, di chi sei. Ecco, cioè questo era l'atteggiamento di Mauro Morandi nei confronti dei VIP che andavano a Budelli per conoscere questo strano essere a metà tra un selvaggio e un guru, no? C'è una specie di demone quasi, insomma, a metà tra il cielo e la terra. Dobbiamo andare via. Siamo addirittura d'arrivo. Io ti faccio un'ultima osservazione e poi chiudiamo. Quella che è un po' stata anche la mia impressione. Tu vuoi leggere qualcosa poi, Antonio? Ok. No, io volevo solamente dire questo, che la mia impressione è stata anche che quando si arriva ad amare un luogo come è stato capace di amare Mauro l'isola, non si può che rispettarla. Chi non ama, e io forse insisto su questo verbo, come hai detto tu, la bellezza, ma anche proprio l'amore, la stima per un luogo, ci porta a rispettarlo. Se non lo amiamo, quindi se non lo conosciamo, difficilmente possiamo rispettarlo. Io penso che anche questi sentimenti, Mauro, sono stati fondamentali. Cioè lui l'ha proprio amata profondamente perché c'è entrato in simbiosi, come hai detto tu. E quando si vive si vivono questi sentimenti, non si può che rispettare. Io in generale quando penso questo penso alla mia terra, cioè tutta la Sardegna. Ecco, penso questo, quando vado a camminare in campagna e vedo certe strutture non posso che rimanere colpita e penso che chi fa questo non ama la terra che poi lavora, ecco. Questo un po' mi dà da pensare. Se ce la fate 2 minuti, io volevo leggervi le ultime 10 righe del libro, non sono proprio le ultime 10, ma sono 10 righe, in cui io cerco di spiegare a me stesso, prima di tutto, che cosa diavolo è per me isola. In realtà, mentre stavo leggendo queste righe, mi sono accorto che tutto questo libro è una dichiarazione d'amore per l'insularità da parte mia. Ti adottiamo. Sì. Sì. Isole. Per alcuni è indispensabile porre, o per meglio dire, frapporre il mare fra di loro e il resto, per concentrarsi su loro stessi. Ma allora isola è isolamento, credo sia rifugio e contemplazione. Il contrario dell'isola è la terraferma, dove si muovono freneticamente gli altri, assorbiti, risucchiati dal ritmo ingeneroso delle loro occupazioni. L'isola è inerzia, deriva e abbandono, assenza di controllo, quello che spaventa e terrorizza in un mondo che invece vuole andare, correre. Eppure è difficile sopportare il senso dell'altrove che Budelli e altre isole lasciano scaturire nel tramonto delle vacanze, della follia, del lusso che se ne sta ormeggiato e lambiva la spiaggia. E finisco leggendovi appunto la frase finale, perché a un certo punto mi chiedo, ma Budelli esiste? Oppure è il sogno, la fantasia, l'immaginazione di noi che stiamo cercando un mondo migliore che non è questo, no? Allora mi chiedo, e se quell'isola nella quale siamo naufragati, piena di rumori e di voci che inquietano, dove è facile addormentarsi e fantasticare intorno a ricchezze così incantevoli che non vorremmo più svegliarci, e se quest'isola fosse la vita, non avere paura di vivere e di ascoltare i rumori della vita, e ogni tanto sogna di ricchezza e bellezza, anche se è soltanto un'illusione e fa male il risveglio. Ecco, io vorrei congedarmi da voi con questa cosa, sì.
ciascuno di noi deve portarsi dentro un'isola e quell'isola è il luogo della sua interiorità. Forse non esiste, ma è quel luogo che ci alimenta e che ci fa crescere. Grazie. Proviamo a cercarlo. Grazie Antonio, grazie a tutti per averci fatto compagnia in questa chiacchierata. Buona continuazione con i prossimi. Qualche domanda? Ah, c'è qualche domanda? Abbiamo altri 5 minuti, quindi possiamo rispondere, anzi Antonio risponderà a qualche curiosità, magari se c'è sfuggito qualcosa, avete qualche curiosità che non abbiamo soddisfatto sul personaggio che è Mauro o Antonio. Io ho una considerazione. Prego. Nel 2020. Puoi avvicinarti che altrimenti altrimenti non sento. Rimanete dietro le case. Niente, era una considerazione appunto. Periodo di lockdown, tutti a casa, ci siamo ritrovati i nostri cattivi. Tutto questo per me è diventata l'isola, perché comunque sia mi ha salvato dalla tristezza di tutto quello che comunque stava venendo fuori in tutto quel periodo. Quindi aver trovato veramente il contatto anche soltanto cogliendo un fiore oppure seminando un fiore, ci ha proprio salvato. Almeno a casa mia è successo questo. Poi credo che Budelli sia l'esempio di tutte le nostre salvezze quando veramente abbiamo bisogno di un rifugio. Questo. Grazie. Sì. Il lockdown ci ha messo davanti alla solitudine, vero Antonio? In effetti la solitudine che ha vissuto Mauro è qualcosa che non può che spingerti ad andare più in fondo, che poi non è facile andare in fondo a se stessi, può essere un vuoto che fa paura. Sì, può essere molto pericoloso perché magari si scoprono cose che non sono propriamente piacevoli, ma bisogna farselo questo viaggio. Però io voglio eventualmente, se ci sono altre domande... Qualche altra considerazione, qualche esperienza personale di solitudine oppure anche di vita comunitaria che un po' soffocava? Silenzio. È un silenzio eloquente. Va bene. Va bene, grazie ancora e buona continuazione. Il libro, siete invitati da Antonio ad acquistarlo. Non solo da lui, da tutti. Allora, vorrei chiamare qui Tiziano e Gianluigi che hanno un piccolo presente per voi. Grazie molte. Grazie. Questo libro non era mio, ma è stato vestito. Sarà da essere, sì, poi lo diamo a